Buondì cari amici della Maratona Veneta, ancora luni e ancora parliamo di questa parola qua. Come se che vi piace agli altri il caffè? A me il caffè mi piace lungo. Però ogni volta che vado al bar, capita sta roba qua che adesso vi conto. La cameriera o il cameriere mi che ordina un caffè lungo e scrive lungo. No, mi voglio un caffè lungo. E se mette a ridere, come che te sei, questo parla dialetto, sì. Però scusami un secondo, perché vi capito che il segreto di capire le robe è compararle. Purtroppo da sempre si è fatto così e in tutte le robe. Anaosia, comparativa o contrastiva. E ora, in Veneto si dice lungo, quease. Chi che dice lungo si deve parlare col termine italiano. Boh. Ma se ne attendiamo sulle altre lingue, voglio dire, no, per esempio, una lingua da ignoranti, tipo, l'inglese, no, ecco. E come si dice lungo in inglese? Aspetta che penso, un sforzo enorme è long. Ah, perfetto. Va bene, ma sì, ma ora sei strani, ora sei fuori via, neanche siamo neolatini, noi altri siamo, veniamo fuori da Roma, gli antichi romani, e infatti in latino il termine lungo era longus. Oh Maria Vergine, anche a questo che sei? E perché ora l'italiano dice lungo? Perché l'italiano ha la tendenza, è colpa del toscano del Trecento in realtà, perché l'italiano sa che sei il fiorentino del Trecento, e ha tendenza a buttare su le vocali, dalle O farle diventare U. Questi altri esempi che si potrebbe fare, per esempio, non so, official in inglese, ufficiale in veneto, official in francese, o officielle a seconda di come che si declina quel genere, e però in italiano ufficiale, ufficio, che la U la ha solo che l'italiano. E anche su sta roba qua. Solo l'italiano e dice lungo. Tutti gli altri, quelli che mi adopera questo tipo di vocale qua, io mi dice long, longus in latino, o anche, non so, in portoghese, no? Longo. Anche in spagnolo, sebbene che dice largo per dire la stessa semantica del longo, però si può dire, per esempio, ecco, fermeve. Torniamo un secondo sull'italiano che vi metto qua sopra, lungo, no? Ecco. E una roba che si fa in italiano per lungo, in italiano si fa una cosa nella lunghezza, perfetto, però si dice anche in longitudine. Ah Maria Vergine. E ora l'italiano, quando che dopo ovviamente un termine che sia più alto, longitudine, cosa fa? E mi torna qua a vocale, che è quella del latino ovviamente, che però il veneto è giusta scetta. E ora capiamo che non si è mica detto che perché il Veneto dentro la nostra testa è negadito che abbiamo da considerarlo inferiore e il Sipi è inferiore. O il Sipi è quello che ne mette in periferia, quello che ne mette, come si dice, provinciale, locale. Beh, se avesse da domandarmi qualcosa è quello provinciale, locale, diceria che in tutto sto bel moto qua del sistema, diceria che è l'italiano. Perché anche in spagnolo si può dire anche l'inglese, longitude, per esempio, no? Sempre perché? Perché tutti fanno riferimento in realtà alla parola del latino, che è la O, fuori che l'italiano. Io, cosa è il contrario del longo? Il contrario veneto del longo è curto. Invece il contrario italiano del lungo è corto. E ora, so lungo uguale a U e sol corto uguale a O. Ma il Veneto invece è il contrario. Sì, magari sul Veneto, perché se che pensi bene, quando che si tira via una roba, si scurta una roba in italiano, utilizzando un termine di livello alto, alla latina si dice decurtare. Boh. E insomma, seguiamo capito. Non si mi ha detto che perché il Veneto dopo era una forma e ora se Veneta, se quella è minoritaria, se quella è sbagliata, se quella è manco etimologica, anzi, la maggioria delle volte, e lo dico davvero, capita che il Veneto le PVC al latino e PVC anche altre lingue, di quanto che non sia l'italiano. E ora se mi consentì, il caffè lo voglio lungo, non lungo. Boh. A posto, abbiamo fatto anche un po' video di snove fatto. Buon inizio di settimana e niente, ci vediamo domani qua a Maratona Veneta. Ciao ciao ciao!